Per la sesta giornata di prima categoria del girone E va in scena Certosa-Torlupara, padroni di casa che combattono per il vertice, Torlupara che vuole uscire dalla zona bassa della classifica. Vantaggio Certosa che arriva poco prima del 10° minuto di gioco, fraseggio a centrocampo e azione che si sviluppa poi successivamente sull'out di sinistra, cross sul secondo palo dove Della Luna non trattiene e Conti, lasciato colpevolmente solo, insacca il gol del vantaggio neroverde, Certosa 1, Torlupara 0. Rispondono gli ospiti, calcio d'angolo dalla sinistra, Giacchetta svetta di testa su tutti, blocca Tanturri. Torlupara ancora in avanti in cerca del gol del momentaneo pareggio. Candiello raccoglie un pallone spazzato dalla retroguardia del Certosa, calcia col pallone a mezza altezza, ma molto bravo Tanturri a bloccare in due tempi, neutralizzando così l'offensiva ospite. Pareggio per il Torlupara che arriva poco prima della mezz'ora. Calcio di punizione dai 30 metri a battere Antonini, che scarica un destro devastante dove il portiere di casa non può nulla, portando così il risultato sul momentaneo 1-1. Gol dell'1-1 che avrebbe potuto demoralizzare i neroverdi, ma così non è. Certosa che torna in avanti, ottimo fraseggio a centrocampo e pallone sulla destra per Conti. Imbucata centrale per De Luca che cicca il pallone, ma il tiro diventa un assist per un compagno che non riesce a deviare in rete da due passi per l'ottimo recupero della difesa del Torlupara. Punteggio ancora sull'1-1. Certosa che insiste e vuole il secondo gol della partita. Calcio d'angolo dalla destra, pallone che scivola fuori area sul secondo palo. Lo raccoglie De Luca che calcia addosso ad un avversario. Ancora pallone che rimane nei pressi del calciatore neroverde, ancora con il destro e stavolta pallone sul secondo palo dove il portiere avversario non può nulla. Certosa non è ancora sazio che cerca e trova il terzo gol della partita. Conti sulla sinistra, passaggio filtrante per Palombi che con un ottimo inserimento si trova tu per tu con Della Luna, diagonale con il destro che colpisce il palo e sulla ribattuta l'altro Palombi del Certosa mette dentro per il momentaneo 3-1. Certosa che ha l'occasione di chiudere definitivamente la partita calando il poker. Pallone rubato nella tre quarti avversaria, interviene in un primo momento in Giugno, pallone però che arriva tra i piedi di Fioretti che calcia centrale, Della Luna blocca senza problemi. Torna in avanti nella ripresa il Torlupara, Antonini, pallone scodellato in area per Falcinelli che non riesce a deviare in rete l'ottimo passaggio del proprio capitano. Dopo l'azione del Torlupara, il Certosa torna in avanti cercando il quarto gol della partita. Azione che si sviluppa sull'out di sinistra, Palombi, cross sul secondo palo che pesca un compagno che dall'area piccola svetta di testa ma non riesce ad inquadrare la porta spedendo il pallone alto sopra la traversa. I ragazzi di Russo che si portano ancora in avanti, un lancio che sembra innocuo viene raccolto dalla retroguardia ospite che perde in malo modo la palla. Palombi ne approfitta e calcia in diagonale, questa volta molto bravo Della Luna a rispondere ed a mandare in calcio d'angolo. Il tanto cercato e voluto gol del 4-1 dei padroni di casa arriva nel finale di gara. Scambio corto su un corner da sinistra, pallone messo a centro area e svetta su tutti Dialuce che non perdona, sancendo così il 4-1 finale. Si conclude qui la gara con il Certosa che batte per 4-1 il Torlupara conquistando 3 punti importantissimi in classifica.